È come le domande che ci fanno, ho detto avete visto i profughi o gli immigrati, io direi a Firenze, che hanno dato una mano, ho detto anche in Riviera del Brenta è accaduto, cioè non ne farei un caso storico per tutti questi aspetti, il vero tema è che 2 su 3 non sono profughi. È il commento del presidente Zaia sull'annuncio dell'impiego dei profughi presenti a Bassano in lavori di volontariato socialmente utili. In visita alle zone colpite dal tornado sulla Riviera del Brenta, assieme al capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, il governatore del Veneto risponde anche sull'allarme profughi, una polemica ancora più rovente dopo l'uscita di Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, che pur non riferendosi ad alcun politico in particolare, ha parlato di piazzisti da 4 soldi che pur di prendere voti dicono cose straordinariamente insulse, un'affermazione che non è affatto piaciuta. I piazzisti da 4 soldi sono quelli che sono stati eletti del 50% dei veneti, che corrispondono sostanzialmente a tutti i fedeli, per cui offendere noi è come offendere i veneti. Secondo Zaia un certo modo di esprimersi non è corretto. Il Papa deve predicare il Vangelo, il Papa per definizione ha sempre ragione, rappresenta Dio in terra. Però altrettanto vero un Papa che ha saputo stupirci, un Papa che tutti noi amiamo, dovrebbe secondo me provare anche magari a chiamare i preti senza mediazioni e provare a parlare con i preti che dicono esattamente le stesse cose nostre.